Mancano 30 secondi al via alla terza corsa, una prova per cavalli di 3 anni a reclamare. Sono in 11 al via dopo il forfait di Ercole Chi. C'è la favorita Elite Greppi con il numero 12 con Nicola Del Rosso in sediolo, raggiunta mentre c'è una caduta a centropista, trattenuta al volo Evita RD per fortuna. E dicevamo la favorita Elite Greppi è stata raggiunta nel ruolo di favorita dal numero 6 di Elidex con Massimiliano Michelotto, giocata dopo la buona sgambatura, allieva del team Pistone. Mentre si va in partenza, un attimo caotiche le operazioni di partenza. Ora dovremmo esserci, si va con il numero 1 Ellie Brodipa, Patrick Romano, 2 Elena Sels, Vincenzo Vitagliano, 3 Vita Del Ri, Lorenzo Pantarotto, 5 Evry TFT, Filippo Monti, 6 Elidex, Massimiliano Michelotto, in seconda fila 7 Vita RD, Giochino Esposito, 8 Exit RG, Francesca Consoli, 9 Erba Luce Sì, Ilaria Vecchi, 10 Lenoir Treb, Marco Scartone, 11 Enigma Sì, Carlo Ballotta, 12 Elidei Greppi, Nicola Del Rosso. Autostart che inizia a prendere velocità, ha raccolto i concorrenti. Problemi per Evry TFT. E si parte con Elidex che va subito a condurre nei confronti di Elidei Greppi, molto veloce dal 12. Va seconda in corda Elidei Greppi. Numero 5, avanti ad Ellie Brodipa. TFT squalificato. Evoca la prima curva con Elidex al comando nei confronti di Elidei Greppi, poi Ellie Brodipa, quindi Evita RD. Poi Elenoir Treb che parcheggia avanti ad Elena Selfs, quindi Erba Luce sì. 15-3 per il lancio da parte di Elidex che si è installata al comando e guida il gruppo nei confronti di Elidei Greppi. E così le due più attese in prima e seconda posizione, con la leader che passa in 37 i primi 400 metri di corsa, un po' ardente, la figlia di Pace del Rio, che lungo la curva di sinistra continua baldanzosa al comando. I 600 metri se ne vanno in 46,5. Elidei Greppi sempre nella scia di Elidex, poi Ellie Brodipa a precedere Vita RD, quindi Elenoir Treb, Elena Sels, Erba Luce sì, gli altri più distanti. Si vanno a completare i primi 800 metri di gara in 1, 2 e 2, con la leader che prosegue indisturbata, Elidei Greppi che continua a seguirla, poi in terza posizione Ellie Brodipa che precede Vita RD e Lenoir Treb. Il chilometro se ne va in 1:18,6 con Elidex al comando su Elidei Greppi, quindi sempre Ellie Brodipa muove dalla quinta posizione Lenoir Treb che va accanto ad Evita RD e prova a proseguire nella sua avanzata. Intanto la leader ha fatto 15,6 per la retta opposta alle tribune. Elidex in vantaggio a 350 alla conclusione, allunga ora, prende 1,5 sullo scatto ad Elidei Greppi che prova a non perderla di vista, poi Ellie Brodipa quando siamo a 200 metri dalla conclusione. Elidex in vantaggio nei confronti di Elidei Greppi ed Ellie Brodipa sposta Elidei Greppi per andare su Elidex che riparte in retta arrivo a 100 dalla conclusione. Elidex in chiara evidenza, Elidex che vince facile nei confronti di Elidei Greppi. Al terzo posto Ellie Brodipa. 2.5, 1.17.8 il ragguaglio cronometrico, facile coast to coast per Elidex. Massimiliano Michelotto che guida per il training di Giuseppe Pistone, i colori della scuderia Usque. La vittoria della figlia di Pace del Rio in facile percorso di testa, fa seconda Elidei Greppi andando seconda in corda con il 12, al terzo posto Ellie Brodipa. Come partono arrivano il successo del numero 6 Elidex Massimiliano Michelotto.